Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì sera. Il sindaco risponde dalle 19:30. Questa sera abbiamo un paio di minuti in ritardo perché il telegiornale è andato un po' più lungo e quindi però ci siamo e ovviamente è arrivato anche il sindaco. Buonasera sindaco. Buonasera, grazie di essere con noi. Allora diamo già i numeri per interagire con noi: 049 80 777 53 per le telefonate in diretta, 345 334 1171 per i messaggi, oppure nelle email il sindaco risponde @gruppotv7.com, oppure potete mandare i messaggi anche sulla piattaforma di Facebook, nella pagina di Aeroporto, e vi risponderemo anche a quelle domande lì. Il sindaco era un paio di settimane che non ha potuto intervenire per problemi di impegni di lavoro, è ritornato questa sera. La prima domanda: come va da sindaco e da presidente della provincia? Bene, va molto bene. Direi. Sì, è una domanda abbastanza... va bene sotto l'aspetto personale, sotto l'aspetto salute, sotto l'aspetto collaborazione. Abbiamo qualche problema sotto l'aspetto economico, socio-economico, ma tutti lo sanno, non è un segreto. Per fortuna si sta abbassando il prezzo dell'energia elettrica, per cui voglio essere ottimista. E sono contento della collaborazione dei miei assessori nella provincia, tutti quanti i collaboratori, tutti i sindaci, per cui io parto sempre dal principio che quando si collabora si risolvono i problemi. Bene, allora cominciamo. Prima di ricevere messaggi e telefonate, cosa ne pensa della nuova Presidente oppure della Schein? Cosa ne pensa? Non sono del PD, per cui non mi mischio in cose che non sono mie. No, fatalità, faccio questa domanda perché è una seconda donna, subito dopo la Meloni un'altra donna dirige un partito, insomma le donne cominciano a avere il loro peso. Mi fa piacere che sia una donna in questo senso. Io apprezzavo molto Stefano Bonaccini, devo dire che lo conoscevo e conoscevo anche la sua capacità amministrativa. La Schein non la conosco, l'ho vista una volta qualche anno fa, però non la conosco. Non sono molto all'interno del partito, per cui io penso che a noi serve avere un PD forte, perché un PD forte non per solo il PD, perché l'opposizione deve essere sempre costruttiva. Ma non ha l'impressione, mi scusi sindaco, che in questa scelta ci sia una scissione all'interno, come di consueto si fanno dopo la primaria? Mi auguro di no, io perché è bene avere un partito. L'opposizione deve fare sempre il suo lavoro e anche io personalmente apprezzo l'opposizione perché è un modo proponitivo per essere anche sotto l'aspetto controllo, per cui io non penso che adesso non so esattamente, ho visto i risultati nazionali, sono 56, 45, 46, non mi ricordo bene. Per cui sì, un partito che ha vissuto ha due anime, però penso e mi auguro, spero che per loro siano tutti uniti, insomma. Però, ripeto, non sono molto a conoscenza delle dinamiche interne. Mi spiace per Stefano che è un bravo secondo me. Come gestione Emilia Romagna è molto bene. Anche lì dai circoli sembrava ne uscisse lui vincitore, poi invece nei gazebo ha vinto un'altra persona, insomma era... Io l'ho sentito ieri sera tardi, per cui l'ho sentito il risultato, pensavo come tanti, penso che vincesse Stefano Bonaccini, invece bocca al lupo, insomma, che sia una donna positiva. Vabbè, sicuramente poi... Senta, ma cosa ha voluto fare il principe di Monaco qui a Padova? Ha interessi con il Principato? No, è una visita informale, all'università e vedere Padova. A me ha fatto molto piacere, sono stato a pranzo assieme ad altri amici con lui, per cui ha visitato l'orto botanico nel pomeriggio, mattina è andato a visitare... Ma perché proprio Padova? Come mai? C'era motivo particolare? Per gli 800 anni all'università c'era motivo particolare? Perché Padova? Perché Padova? Sì, ho capito perché Padova, sei venuto a Padova per forza perché è Padova, però pensavo per un motivo particolare. Padova è una città importante, scherzo, perché è andata in visita all'università, di conseguenza ha visto l'orto botanico, ha visitato la Romagna, è stato qui 4-5 ore, ho avuto piacere di conoscerlo, per cui sotto a pranzo assieme, niente di particolare, insomma. È una visita informale. No, certo, pensavo ci fosse qualcosa di particolare. No, c'è una visita informale. In questo senso, devo dire, ha apprezzato Padova, come tutti apprezzano Padova.
Senta, leggevo oggi i giornali che c'è un po' di chiamiamola preoccupazione, però per via del cavalcavia Borgomagno, perché si sta facendo dei lavori, quindi la viabilità è un po' in difficoltà. Com'è la situazione? Cavalcavia Borgomagno è un ponte molto delicato, è costituito da 7-8 pezzi, per cui è molto delicato. Molto delicato perché, ricordo, quando sarà l'alta velocità bisogna abbatterlo e rifarlo perché non basta sotto l'alta velocità. Per cui le ferrovie a tempo debito lo abbatteranno e sarà rifatto. Perché va manutentato in continuazione per discorsi di sicurezza e purtroppo per fare manutenzione bisogna accordarsi con le ferrovie perché deve essere fatta manutenzione quando passa i treni, ovviamente. In questo caso viene impermeabilizzato. I lavori sono tanti, duranno 2-3 mesi, ma i tempi sono lunghi perché bisogna utilizzare di notte quando non passano i treni e con imprese specializzate che devono essere in accordo con la Ferrovia dello Stato. Per cui è un discorso di sicurezza. Il ponte ha i suoi anni, è stato stabilito che se facciamo manutenzione dura al massimo 10 anni, per cui la sicurezza penso Ma la domanda, sia importante. non si poteva già abbatterlo e farlo quello nuovo dell'alta velocità? Beh, aveva fatto il progetto completo la Ferrovia dello Stato, assolutamente. Mi ricordo che bisogna trovare anche un sistema quando sarà abbattuto perché passi il tram, per cui non è facile. La Ferrovia dello Stato stanno facendo sì un progetto in maniera tale da non fermare i tram, il trasporto pubblico, è importante. Non è che possiamo, per fare il ponte nuovo ci vorrà circa un anno. Non è che possiamo interrompere il traffico della Sella, so che c'è un ponte alternativo, però stanno verificando se è fattibile oppure no. O no. Telefonata, sentiamo che abbiamo Nina. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, parla Fagin. Da dove chiama signora, da dove? Io chiamo da via Naccari, da Chiesa Nuova, però siccome che sono nativa dalla Mandria e volevo chiedere se era possibile di poter installare delle luci sulla strada, siccome che dove io abitavo alla Mandria, via Asiago 23, così, e siccome che ci sono state anche 2 rapine poco tempo fa e la strada là è tutto buio, che dopo questa strada continua e va a finire a Don Bosco, la Paltana, e siccome che ci sono i lampioni dell'uscita della tangenziale, però la stradina, quando che adesso non ci sono foglie sugli alberi, però quando è d'estate che ci sono le foglie è tutto buio. Va bene, chiede che venga più illuminata, mi sembra di capire. Via Asiago. Via Asiago alla Mandria. Lei sì, via Asiago, sì, che va a finire dalla via Armistizio, sì, va a finire fino alla Paltana a Don Bosco, sì, così. Don Bosco, dove c'è il teatro, più o meno, tanto per capirci. Sì, io ho capito, praticamente chiede che venga più illuminato, giusto? Sì, che ci sono delle luci sulla strada almeno una volta ogni tanto, perché ci sono state 2 rapine poco tempo fa, tanto da mia sorella che tanto un po' più avanti, che hanno anche picchiato della gente, questi ladri che sono andati. È giusto che ci sia anche delle luci su queste strade. Ammettono le luci sugli argini che non fa luci a nessuno, e sulle strade che sono di diverse famiglie. È stata chiarissima. Il sindaco ha già preso nota. Ho preso nota, ma preciso che stiamo cambiando tutto quanto un po' alla volta. Saluto la signora, se ci sono altri messaggi, grazie alla telefonata. Grazie, signora, prego. Adesso mi informo sulla situazione e darò risposta. Stiamo cambiando tutto a LED un po' alla volta, abbiamo fatto la cella, stiamo facendo la guizza, un po' alla volta viene fatto tutto quanto. Questo sarà un problema di alberatura, ho capito, per cui in qualche maniera cerchiamo di risolvere il problema, però sarà fatta tutta a Padova. Certo, andiamo con i messaggi. Elisabetta, iniziamo con il primo. Auto in divieto di sosta in via Matteotti, di fronte a Baessato. Pensate di fare qualcosa per risolvere il problema? Sì, in continuazione diamo sanzioni, multe, dopo la gente si ferma specialmente sabato e domenica. Lo so che è un problema, lo vedo anch'io. Non sono spesso, però non è colpa di Baessato, sono altre persone che si fermano. Fare in modo tale che la polizia locale intervenga più presto. Secondo messaggio, Elisabetta.
Quando farete le rotonde in uscita dalle tangenziali su via Armistizio? Sì, sono già finanziate al bilancio, sono in fase di progettazione, abbiamo ricevuto un forte finanziamento dalla Regione. Io penso che autunno sarà, per cui penso che cominceranno i lavori, autunno. Non dico il mese, quel cavolo dico il mese, ogni volta mi... No, guardi, non sono inquadrato. Autunno. Se lei mi vede che faccio il nodo al fazzoletto, ma non sono inquadrato, quindi... Dopo l'estate penso... Mi perdoni? No, mi perdoni? Anche sono molto importanti, perché... Certo. Però io penso settembre-ottobre, una cosa del genere. Andiamo con il terzo messaggio, Elisabetta. Il comune sta investendo molto su piste ciclabili, purtroppo non c'è un comportamento adeguato da parte dei ciclisti. Quando interverranno i vigili per multarli? Da me contattati mi è stato risposto che devo fare una PEC per richiedere un loro intervento. Mi auguro, spero che uno della polizia locale abbia dato una risposta del genere, perché è allucinante. Assolutamente no, non c'entra la PEC. Il problema è il problema di educazione delle persone. Noi stiamo investendo molto sui piste ciclabili, proprio anche per dare sicurezza ai ciclisti. Bisogna che il comportamento sia educato e responsabile. I vigili mettono multa alla polizia locale. Non è sempre facile riuscire a fare questo, specialmente con le biciclette elettriche, perché vanno a una velocità un po' difficile da fermare, però vi garantisco che siamo molto attenti. Le piste ciclabili sono importanti e stiamo investendo molto, ma mi auguro e spero che nessuno abbia risposto di fare una PEC. Fa parte del dovere della polizia locale e sicuramente lo assolve in maniera positiva. Andiamo con il quarto messaggio. Fontana di Volta Barozzo, orrenda, tutta ruggine, un vero obbrobrio, biglietto da visita bruttissimo per un turista alle porte della città Urbs Picta. A toglierla, cosa si aspetta? No, non è ruggine, adesso spiego. Un materiale nuovo per modo di dire, sarà 10 anni, è cortene. Corten, esattamente, è acciaio che sembra ruggine, non è ruggine, per cui è fatto apposta. E anche su altre rotonde, mi scusi se interrompo. È usato moltissimo perché resiste però non è vedere, sono d'accordo, neanche a me piace, però è usato moltissimo proprio perché non diventa ruggine. Sembra già ruggine però. È vero, però viene usato tantissimo e purtroppo la fontana non funziona questo. Perfetto, questa serie dovrebbe essere non è ruggine, però è fatta di proposito, non è bello, sono d'accordo. È un materiale ovviamente che c'è anche in altre rotonde di acciaio. Senta Sindaco, per quanto riguarda il tram, ho letto sul giornale che c'è ovviamente qualche ricorso, qualcosa sulle nuove linee del tram, è tutto a posto? Come responsabile, personalmente è tutto a posto, però è giusto che la Corte dei Conti... C'è la Corte dei Conti sul... quando c'è indagine e controlli penso faccia parte... proprio del dovere loro di controllare, è giusto che sia così, non sono un problema. Io sono tranquillo, nel senso è giusto che venga controllato, di conseguenza ben venga. Ma quello che mi dispiace un po' che l'opposizione utilizzi questi argomenti sempre per vincere le elezioni ci vuole fare qualcosa, non dire tutto no, non va bene, però ognuno ha modo di fare. Io sono molto convinto del tram, sono convintissimo, non è un discorso politico, è un discorso che Padova cambierà con le trenine, porterà 20 milioni di persone, vuol dire che ognuno potrà andare dove vuole a Padova senza usare l'auto, per cui senza inquinare, per fare una cosa più veloce. Non è un modo... Dicono, sai il bus elettrico, ci sono anche i bus elettrici, sono due cose diverse però, e penso che lo sappiano, per cui il tram fa da spina dorsale per tutta la città e più saranno bus elettrici che vanno a raggiungere in maniera puntuale gli altri posti. Non vedo problemi, non è un aspetto politico questo, è un aspetto di mia convinzione e mi sono preso anche responsabilità, ho deciso io alla fine, non qualche altro, per cui sono sicuro, perché vivo e vivrò a Padova, che è una scelta giusta. Ma basta pensare alla cella, che stiamo pensando di aumentare a 4 casse. 4 casse vuol dire aggiungere una carrozza, perché è talmente pieno di gente, che la gente diventa un disservizio sotto l'aspetto della qualità. Per cui è chiaro che aggiungere una cassa vuol dire anche allungare
le fermate dell'autobus. Per cui stiamo pensando di fare questo per dirvi quanto bene funziona, ne sono convinto e vedete che Padova cambierà in maniera radicale. Per quanto riguarda l'indagine, ben venga, io sono veramente... Quando inizieranno i lavori allora per la... Sono già iniziati, sono sottoservizi, sì, però... fine anno, fine anno. Sottoservizi sono già... Sì, sottoservizi... I sottoservizi sono la cosa più importante, tra parentesi vuol dire che sistemiamo tutti i sottoservizi, acqua, fognature, gas, fibra. Senta, per quanto riguarda invece l'Aeroporto Marlene ci saranno novità? Quando inizia, lì è tutto privato, lì è stato tutto, però non iniziano mai i lavori, dovevano iniziare ancora e poi per l'aumento dei prezzi. Anche i prezzi, sono prezzi alti, io penso che sia stato cominci aprile, maggio, giugno, dipende da loro. Quindi dovrebbe iniziare a mesi, insomma, praticamente. È una decisione loro, loro sono già autorizzati in tutto per tutto. Ecco, qui stiamo prendendo proprio Io spero che venga sorpreso, al di là delle polemiche, è un luogo orribile oggi, diventerà qualcosa di positivo, ci sarà anche una bretellina, ricordo, per la viabilità, per cui deve migliorare in maniera positiva. In attesa di messaggi, dicevo che oggi sempre che ovviamente con i molti turisti che sono arrivati in città, però qualcuno si lamenta perché sono aumentati in dismisura i prezzi dei biglietti di quei musei padovani. Di €1 a Cappella Scrovegna, €1. Percentuali, insomma. €1. Sì, no, ma oggi chi si lamenta? No, oggi c'è una tabella sul giornale che hanno aumentato molto i prezzi e ovviamente l'assessor Coraggio ha detto il motivo per cui li abbiamo aumentati è perché sono aumentati molto i costi. L'energia elettrica, lo sappiamo tutti quanto sono aumentati i costi, per cui è il minimo, insomma. I costi sono aumentati per tutti quanti, anche per il comune, per cui obiettivamente, perché siamo un po' in difficoltà, perché è stato tagliato il bilancio per 10-11 milioni, bilancio 2023, sono aumentati i costi, non abbiamo ricevuto risposte da parte del governo, che è in difficoltà, il governo stesso, sotto l'aspetto, mi ricordo è stato tolto 110, è stato aumentato le accise, non è un caso, siamo in difficoltà come paese, come nazione. Certo. Senta Sindaco, per quanto riguarda invece la mancanza di autisti per gli autobus, corse che vengono sospese, lei si è arrabbiato molto, ha detto che le corse devono essere fatte puntuali, ecco com'è la situazione ad oggi? Bus Italia subisce delle forti perdite perché mancano i passeggeri, manca circa il 20% di passeggeri. Dopo il Covid questo? Dopo il Covid. Durante il Covid è un disastro, adesso manca il 20% dei passeggeri, non è solo Bus Italia, tutte le compagnie, io parlo del Veneto, tutte le compagnie per quanto riguarda il capoluogo Veneto sono tutti in difficoltà, stiamo cercando di risolvere con loro il problema. È chiaro che il trasporto pubblico è una cosa essenziale per quanto riguarda gli studenti che magari vengono in periferia per andare a scuola, per quanto riguarda i lavoratori, per tutte le fasce deboli non è facile, per cui stiamo collaborando con Bus Italia per risolvere il problema. Non è facile. Però è essenziale che funzioni. Ma le faccio una domanda, se come dice lei sono diminuiti ovviamente i passeggeri, perché non si riducono le corse e si avvisano gli utenti che le corse sono diminuite perché ci sono meno passeggeri, invece di fare gente che rimane in attesa e non sa nulla e non passa nemmeno l'autobus? Cioè il motivo perché non avvisarli di questo, visto che capita qualche volta. Vengono già tagliate purtroppo le corse e vengono informati. Qualche volta capita proprio che lo studente che parte da Teolo piuttosto che qualsiasi altro posto di Coglio lontano, improvvisamente c'è un problema, manca un autobus, c'è una rottura, per cui questo capita in maniera sporadica, tanto per essere chiaro, anche perché avevamo mezzi nuovissimi e Bus Italia fa fatica a sostituirli perché c'è una forte richiesta di mezzi nuovi. So che stanno assumendo 30 o 35 autisti, però devono fare la patente, di conseguenza ci vogliono 6 mesi. È un lavoro duro, impegnativo, che spesso volentieri si lamentano perché è basso reddito, di conseguenza non è facile trovare i lavoratori, però so che stanno assumendo 30 o 35 persone, non mi ricordo più,
E però voglio dire tra 6 mesi ci vuole il tempo per 6 mesi per la patente. Per fare la patente. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi, vi ricordo i numeri però per interagire con noi, per le telefonate in diretta 049 80 777 53, per i messaggi 345 334 1171. Non cambiate canale, ci ritroviamo tra pochissimo.